Fate ciò che potete con ciò che avete dove siete. Se state seguendo questo corso, è molto probabile che vogliate capire e testare la vostra idea di impresa. I numeri del contesto sono in parte preoccupanti quando si parla di startup. 1 su 100 diventa il nuovo Facebook. Il 75% fallisce, ma un buon 25% diventa una piccola media impresa che genera risultati economici. Tra gli strumenti più usati per presentare, ma soprattutto per testare la propria idea di impresa, c'è il business plan. Il business plan è formato da diversi argomenti: la società, l'idea, l'analisi del settore, l'analisi di mercato, il business model, la strategia di marketing, la struttura del management, il piano operativo di realizzazione e per finire i costi e i ricavi. In questa lezione ci focalizzeremo sulla società, sull'idea, sulla struttura del management e sul piano operativo. Dedicheremo un approfondimento in altre lezioni ad alcuni dei punti rimanenti. Iniziamo a dettagliare il primo paragrafo, la società. In questa sezione dobbiamo riportare la descrizione della forma societaria, SRL, SRLS, SPA, ma soprattutto dobbiamo allineare il team sulla vision e la mission aziendali. La prima, ovvero la vision, è l'obiettivo di lungo periodo verso cui tende l'azienda, un obiettivo che deve essere sfidante ma raggiungibile. Esempi di vision: il caso di Henry Ford, fondatore dell'omonima casa automobilistica. I cavalli dovranno sparire dalle nostre strade. O ancora, imprenditori come Walt Disney hanno raggiunto la loro vision rendendo felici le persone. Carl John Persson, CEO di H&M, un futuro di moda più sostenibile. O ancora Illy Caffè, vogliamo essere nel mondo il punto di riferimento della cultura e dell'eccellenza del caffè. La mission, invece, è l'insieme delle attività e degli obiettivi di breve periodo che sono funzionali al raggiungimento della vision. Riprendendo l'esempio di Carl John Persson, CEO di H&M, la mission diventerà: la nostra strategia di impresa è offrire moda e qualità al miglior prezzo. La mission di Illy Caffè: deliziare gli amanti della qualità della vita nel mondo con il miglior caffè che la natura possa dare, esaltato dalle migliori tecnologie e dalla bellezza. Passiamo ora al secondo paragrafo, l'idea. Il paragrafo dell'idea solleva un insieme di tematiche. Il punto di partenza per analizzare un progetto di impresa è il bisogno che il progetto aziendale va a risolvere, o nel caso di innovazione disruptive che va a creare. Spesso i progetti di impresa nascono dalle esigenze di un singolo. La capacità di individuare il bisogno a cui stiamo rispondendo diventa fondamentale anche per capire se il tipo di esigenza evidenziata è un'esigenza condivisibile o appartenente solo al singolo individuo. Questo bisogno, in quanti lo possono condividere o capire? La differenza tra bisogno e prodotto la evidenziamo in numerosi marchi conosciuti. Coca-Cola evidenzia questo concetto nel suo celebre motto: porta in tavola la felicità, senza citare le caratteristiche della bevanda. Ferrero, con il prodotto Nutella, ci comunica che i soldi non possono comprare la felicità, ma possono comprare Nutella. La stessa Mulino Bianco non vende semplici biscotti, ma propone il bisogno di sicurezza e serenità connessi al concetto di famiglia. In questo paragrafo iniziale, oltre a identificare il bisogno che andiamo a servire, quale motore della nostra idea, è opportuno definire anche l'innovazione che valorizza il nostro progetto. L'innovazione di prodotto, di processo, l'innovazione strategica. E la tecnologia impiegata, se proprietaria o se acquisita esternamente, se tutelata da brevetto o da altre forme di proprietà intellettuale. Le domande che dovremmo senza dubbio porci in questa sede sono: perché la mia idea di impresa è innovativa? Perché non ci ha pensato nessun altro? Se ne esistono già in commercio, in cosa si distingue? Sono davvero innovativo? Passiamo ora al settimo paragrafo, la struttura del management. La struttura del management. Ancor prima di rappresentare una descrizione del team e delle professionalità coinvolte, è un momento di verifica, una sorta di bilancio delle competenze. Risulta fondamentale capire quali sono le competenze su cui il team è forte, quali saranno da reperire esternamente, ma soprattutto quali figure aziendali, amministrazione, marketing e vendite, R&D, siamo in grado di coprire realmente. Da questa prima valutazione discende poi la suddivisione di ruoli e compiti, su cui ciascuno da quel momento in poi avrà la responsabilità. In molti casi un team prettamente tecnico rischia di non avere le attitudini per entrare nel mercato. Viceversa, un team di competenze commerciali rischia di dover affidare lo sviluppo e quindi il core del progetto esternamente.
L'optimum è senz'altro una commistione delle due parti e delle competenze, con un team eterogeneo. Il piano operativo è un Gantt di lavoro che serve a pianificare cronologicamente le diverse attività, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista commerciale. Il Gantt permette di quantificare il tempo occupato da ciascuna attività e di stimare il time to market, cioè l'ingresso nel mercato. Le attività operative sono tutte le operation funzionali ad arrivare ad avere un prototipo, testare il prototipo e industrializzare un prodotto. In caso di un servizio web o ICT, la parte tecnica è volta a schedulare le attività per arrivare ad avere un servizio funzionante e vendibile. Le attività commerciali da riportare nel Gantt possono riguardare sia la parte di predisposizione video promozionali, sia materiali di comunicazione per il lancio del prodotto o servizio, sia la programmazione reale delle attività connesse a fiere di interesse, eventi organizzati, l'internazionalizzazione e così via. Il piano operativo, quindi, prevede la rappresentazione integrata delle due tipologie di attività, evidenziando quali andranno svolte parallelamente e quali saranno propedeutiche le une alle altre.